Il passaggio di consegne farà crescere i Romani in Sicilia fu leggermente traumatico, non solo perché sparirono completamente alcuni insediamenti greci, ma anche perché praticamente l'isola fu completamente invasa, ad eccezione di 5 luoghi: Alesa, la moderna Tusa, Alicia, la moderna Salemi, Centuripe, Palermo e Segesta. Tutto il resto dell'isola era completamente in mano ai Romani. E non solo l'isola, i Romani avevano preso possesso anche di gran parte della produzione culturale e quindi delle opere d'arte della Sicilia. Da Roma si decise quindi di continuare con quest'opera di acquisizione. Mandarono dei magistrati leggermente avidi per far sì che funzionasse tutto come da istruzioni. Probabilmente il magistrato che si ricorda di più nelle leggende popolari, e sicuramente il più avido di tutti, fu Verre. Verre era solito dire che lui doveva rubare per tre: uno per se stesso, uno per l'avvocato che lo doveva difendere e l'altro per il giudice che lo doveva giudicare. Insomma, un cristiano per bene. Tramite sotterfugi e metodi davvero poco leciti riusciva ad appropriarsi di beni che non erano assolutamente suoi, tipo 1.000.000 di sesterzi sottratto a Dione con metodi sicuramente discutibili, il furto della statua di Apollo a Tindari e tantissimi altri episodi che sicuramente lo fecero diventare uno dei magistrati più odiati dai siciliani. Lo sguardo di Verre a un certo punto si posò sulla città di Agrigento, che allora era una delle città più grandi dell'impero romano, sicuramente la più grande in Sicilia, ancora più grande di Siracusa. Lì ad Agrigento, nella Valle dei Templi, nel Tempio di Ercole c'era la statua di Ercole, una statua enorme con Ercole e la sua clava e la pelle del leone tutta attorno che sovrastava tutto il resto, era veramente gigante. Verre la volle per sé e incaricò Trimarchide di prendere tutti gli uomini che voleva, perché la statua era veramente grossa, era veramente imponente, andare lì di notte senza farsi vedere a nessuno, prendere la statua e riportargliela. Trimarchide, che era un grande e abile condottiero, aveva studiato per bene il percorso e appena arrivò la notte riuscì ad intrufolarsi all'interno della Valle dei Templi e arrivare al Tempio di Ercole praticamente indisturbato. Aveva studiato la rotta giusta, sapeva che i guardiani praticamente stavano dormendo. Allora tutti questi soldati si misero a lavorare su questa statua per cercare di scardinarla, ma era troppo grossa, fecero troppo rumore, i guardiani se ne accorsero e corsero verso il tempio. Sentendosi scoperto, Trimarchide ordinò ai suoi uomini di attaccare subito i guardiani, i quali non ci pensarono due volte. Scapparono. Trimarchide era quindi sicuro di aver sistemato tutto, figuriamoci, ormai erano scappati pure i guardiani, e quindi continuava a cercare di scardinare questa statua con le corde, con i pali di ferro, ma niente, questa statua non riusciva proprio a staccarsi dal suo piedistallo. Mentre gli uomini di Trimarchide continuavano in questo loro furto, ad un certo punto si sentirono centinaia di passi arrivare da sud, mentre esattamente dall'altra parte si videro delle fiaccole avvicinarsi piano piano. Erano i cittadini di Agrigento che, allarmati dalle grida delle guardie, da una parte arrivavano con i randelli, dall'altra parte arrivavano con le fiaccole e accerchiarono praticamente gli uomini di Trimarchide. Trimarchide, che però insomma era, come dicevamo poco fa, un grande condottiero, non volle sentirsi vinto immediatamente e provò a reagire fino a quando non gli arrivò la prima randellata in bocca e capì che questa era vecchia di Sinne. E da allora in poi quel gesto dei cittadini di Agrigento spronò il resto dei siciliani a ribellarsi contro Verre, a far smettere tutti questi furti. Infatti la volta dopo, quando Verre ci riprovò ad Assoro, pigliarono le lignate e finirono a rubare.